Si vive una volta sola. Il 26 febbraio uscirà il nuovo film di Carlo Verdone con Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta. Il 27° film del regista che con la tragicomicità che lo contraddistingue punta sull'amicizia di 4 persone di un'equipe chirurgica. Le varie declinazioni dell'amicizia, dall'apoteosi alla rottura, alle difficoltà e alla ricomposizione in qualche modo, anche perché accadrà un evento molto, molto delicato che dovrà per forza riunirli per aiutare uno di loro. In un momento, in un periodo in cui l'amicizia è una parola della quale si abusa molto, ma in realtà è poco frequentata, perché ormai siamo tutti soli sui social, diciamo che abbiamo 15.000 amici, poi in realtà nella verità tocchi, c'è nessuno, e quindi è un tema invece molto attuale, perché invece c'è bisogno del contatto fisico con l'amico, perché l'amico, come abbiamo detto anche in conferenza stampa, è la vera medicina. La presentazione all'M9 di Mestre, modelata da Luigi Bacialli, direttore di Media Nord-Est e presidente di Venice Film Commission, in cui Verdone ha ricordato lo stretto legame con la città di Venezia, in particolare con il Lido, dove trascorreva le vacanze da bambino. Un giorno mia madre mi diede un pezzo di carta e mi disse: vai a chiedere l'autografo a Alberto Sordi, sta là, è quel signore. Io mi misi in fila, c'erano dei bambini, delle altre persone. Quando sono arrivato davanti a Alberto Sordi, che per me era un nome, perché io non avevo visto nessun film ai Sordi, lui mi disse: io a te non te lo faccio. Io diventai rosso, dissi: va bene. No, lo sai perché non te lo faccio? Perché sei russo, tu sei russo. No, dico, io sono di Roma. No, tu sei nato a Mosca, sei russo. Ma non ho mica capito perché mi ha risposto così. Allora a quel punto io dissi: presi e scappai via. Mi misi in testa che Sordi odiava i bambini. Quindi poi però vedi com'è il destino. Ci ha fatto rincontrare in un film. Ma se il Lido è nei ricordi di Verdone, Papaleo e Foglietta si emozionano parlando di Venezia. Mi ricordo una notte magnifica durante il festival, tornare col vaporetto dal Lido fino a... cioè è una cosa che ha le dimensioni del sogno, insomma. Quindi insomma essere qui c'è sempre un motivo di godimento, se posso usare una parola forte. Sono stata a Mestre in tournée al Teatro Toniolo e mi è piaciuto tantissimo la gente, ho apprezzato particolarmente, avete veramente un bellissimo carattere, un bellissimo modo di porvi nei confronti dell'altro, è una qualità non da poco. E poi ho avuto il privilegio di fare un giro privato per Venezia, la Venezia meno famosa, quella meno conosciuta, e ho apprezzato il silenzio che c'è in certe strade? Sì, non si chiamano strade, però insomma lì, e ho amato tantissimo tutta la parte del ghetto, le sinagoghe.